Parliamo ora di tumori cerebrali perché la Fondazione Celeghin e lo IOV si sono messi insieme per la ricerca sui farmaci e le terapie d'avanguardia. Vediamo. Glioblastoma, la più aggressiva fra le neoplasie del sistema nervoso centrale, ovvero tumore maligno del cervello che ancora oggi poco risponde ai trattamenti tradizionali di chirurgia e chemioterapia. Una diagnosi pesante e difficile, eppure non così rara. Lo IOV ha preso in carico dal 2010 oltre 900 pazienti con glioblastoma, un numero quindi molto grande che ci vede tra i primi centri di oncologia medica in Italia per questa patologia. Abbiamo creato un gruppo multidisciplinare ottimo con delle eccellenze importanti dal punto di vista chirurgico soprattutto, ma anche per quanto riguarda gli aspetti di conoscenza della patologia a livello molecolare. Lo IOV anche in questo settore è punto di riferimento nazionale per molti pazienti, offrendo protocolli di trattamento e presa in carico dei pazienti all'avanguardia, ben 8 studi internazionali attivi, incentrati in particolare sull'uso di farmaci innovativi, quelli immunologici. L'immunoterapia, a differenza ad esempio della chemioterapia, non uccide direttamente le cellule tumorali, ma mira a risvegliare la risposta del sistema immunitario nei confronti delle cellule tumorali, senza peraltro molti degli effetti collaterali tipici della chemioterapia. 190.000 euro di finanziamento vanno per i prossimi 2 anni proprio a questo progetto di ricerca che studia la genomica del glioblastoma, l'andamento del tumore dall'esordio alla frequente recidiva e l'applicazione dei farmaci immunoterapici per curarlo. 100.000 euro arrivano dalla Fondazione Giovanni Celeghin, che porta il nome dell'imprenditore padovano vittima proprio di questo male. Noi abbiamo emesso un bando l'anno scorso e il nostro comitato scientifico ha approvato proprio questo progetto di ricerca che dà speranza, ci dà l'idea che stiamo facendo qualcosa di veramente concreto contro i tumori cerebrali. In particolare lo studio si applicherà a 140 pazienti e ai trattamenti immunoterapici che stimolano il sistema immunitario contro le cellule cancerogene e che in altre forme di tumore come quello al polmone o nel melanoma avanzato hanno già dimostrato il loro successo.